Seconda corsa, premio Eveho. Sono femmine di 3 anni, 7 al via, 1 Cindy Caraf, Luca Lovera, 2 Obsession Bo, Giuseppe Lombardo Junior, 3 Cometellelle, Salvatore Valentino, 4 Sherry F, Andrea Farolfi, 5 Sherry Gal, Antonio Di Nardo, 6 Cayman dei Greppi, Alessandro De Toris in seconda fila, 7 Country Matley, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Tutta rete la prima fila. Stacco della macchina, veloci Cometellelle, Sherry F, ma Sherry Gal è la più veloce di tutte e riesce ad andare al comando davanti a Cometa LL. Poi Sherry F che si accoda terza davanti a Cayman dei Greppi, poi l'uno di Cindy Caraf, Obsession Bo e in coda Country Matley. 14,9 i primi 200 metri, tutta in fila indiana dietro all'allieva di Antonio Di Nardo. Vediamo se qualcuno viene di fuori, ci prova Vincenzo Piscoglio con Country Matley che però trova l'anticipo di Cindy Caraf. Tanto 400 in 31,4, ha ridotto il ritmo Antonio Di Nardo con la figlia di Ganymede, sempre Cometellelle seconda alla corda davanti a Sherry F. Intanto avanza largo Cindy Caraf, 600 in 48, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Sherry Gal su Cometa LL e Sherry F. Avanza Cindy Caraf, cerca di prendere la schiena Country Matley. Frazione qui davanti alle tribune in 15,2 che fanno un primo giro in 1,3,2. Siamo all'imbocco della penultima curva, sempre in vantaggio l'allieva di Gennaro Casillo, Sherry Gal su Cometa LL, chilometro in 1,18,4 dopo il 15,2 della curva. All'esterno si industria sempre Cindy Caraf con Luca Lovera, poi terza alla corda e ancora la Saura Sherry F che è chiusa in questo momento. Siamo a 400 metri dalla conclusione, retta di là passata in 15 secco, allunga Sherry Gal, stenta un po' Cometellelle nella sua scia, più produttiva sembra Cindy Caraf all'esterno, poi Country Matley, Sherry F murata alla corda, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Sherry Gal che ha preso il largo. Numero 6, retta Cayman dei d'arrivo. Greppi, Sherry Gal squalificato. nettamente padrona della situazione, la lotta ormai è solo per il secondo posto con Cindy Caraf che dopo buon percorso esterno sembra avere la meglio, finisce forte ora Sherry F che vediamo se basterà per aver preso il secondo. Comunque la vittoria di Sherry Gal, mentre per il secondo probabilmente Sherry F ha apparigliato completamente l'allieva di Luca Lovera. Rivediamo l'arrivo con la bella vittoria di questa figlia di Ganymede Panther Gar, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori di Manuele Casillo che vince nettamente, mentre rivediamo la lotta per il secondo posto con Sherry F che ha trovato la luce molto tardi. Vediamo se è riuscita a battere Cindy Caraf, finita molto forte. Sì, secondo posto per Sherry F su Cindy Caraf.